La marea era stata prevista, ma il picco è andato ben oltre. Verso le 23:40, infatti, sono stati raggiunti 134 centimetri contro i 120 che ci si aspettava. Un dato decisamente anomalo per il mese di aprile, avvenuto in poche altre occasioni, come nel 36, quando sono stati toccati i 147. Ma non è l'unica anomalia. L'altro dato anomalo è stata l'evoluzione della marea, nel senso che è stata ferma in mare quasi 2 ore, a una misura molto bassa, e fenomeno ancora più strano, abbiamo avuto più acqua alta dentro la laguna che in mare, perché in mare la massima è arrivata con una battuta a 129, in realtà è stata attorno al 126, e in laguna siamo arrivati a 8 centimetri più alto. Veramente un dato anomalo. L'altro dato anomalo è che, nonostante che il vento abbia girato nell'ultima mezz'ora, l'acqua ha continuato a crescere, e questo probabilmente perché la dinamicità della laguna è cambiata dopo la costruzione delle lunate alle bocche del porto del Lido. La laguna e il clima hanno subito modifiche negli anni e così dovrà essere per i sistemi di monitoraggio, dice Agostini. I vecchi modelli pensati 20 anni fa dal dottor Canestrelli e dai suoi collaboratori oggi evidentemente sono superati dai cambi dalle dinamiche della laguna, e quindi è un lavoro che i nostri ricercatori, i nostri tecnici del Centro Maree stanno sviluppando e che speriamo diano risultati sempre più precisi. Il comandante spiega anche la mancata segnalazione dell'ultimo picco. Ci fosse stata una previsione di marea che fosse arrivata a 150, avremmo suonato e come, ma con una cosa abbastanza ridotta abbiamo preferito non creare panico e gestire una situazione dove la popolazione era stata allertata per tempo della marea eccezionale, e quindi il cambiamento, certo, di centimetri importanti, perché se uno dice arriva a 125 poi sono 9 centimetri più alti, è un delta significativo, però la gente aveva sicuramente già preso le misure.